Buongiorno. Buongiorno. Nome? Ragazzi, Antonio sempre. Antonio? Antonio. Antonio, vi sono conosciuto. È fratello di Pasquale. Lo so, però non volevo dirlo io, volevo farlo dire a te. Il nostro Mazzocchi. Che purtroppo oggi non c'è. Sì, purtroppo. Veramente la sfortuna ci ha messo lo Vabbè. zampino, perché in questo momento veramente Pasquale sta dimostrando di poter giocare Infatti, sì. serenamente in questo Napoli. Veramente, purtroppo è successo, sicuramente un breve rientro sarà sempre più forte Si Pasquale. prenderà più forte di prima sicuramente. Lo so, la domanda più banale di tutte, ma che emozione è vedere un fratello che gioca nella sua squadra del cuore? È un'emozione che non si spiega, cioè non so nemmeno io come dirtelo, perché ogni volta che vedo mio fratello giocare mi viene il brivido addosso. È bellissimo. È un'emozione indescrivibile. Pasquale, che ha raggiunto questo sogno, è veramente l'emblema di tutti quelli che sognano di arrivare nella propria squadra del cuore, di riuscirci, e secondo me, lo dico io, ha ricevuto veramente troppe critiche eccessive e senza senso, forse dettate da quello che ha vissuto anche Insigne negli anni, la difficoltà di essere napoletano nel Napoli, Paolo Cannavaro. Purtroppo la critica ci sta, fa parte del calcio, quindi essendo lui un napoletano, logicamente sappiamo, noi napoletani, no? Sappiamo che la colpa va sempre al napoletano, perché vuole che un napoletano dà più di quello che un calciatore dà. Però purtroppo Pasquale quello che può dare, cioè lo dà, però sicuramente darà tanto ancora. Assolutamente, restiamo fiduciosi per questa stagione. Sempre. Cioè, giocarsela punto a punto con quest'Inter rispetto a quello che era l'inizio della stagione, rispetto a quello che abbiamo vissuto l'anno scorso, è veramente tanto della mano di Conte, secondo voi? Ci sta una bella mano di Conte, ci sta tutta quanta. Sì, ci sta anche la mano di Conte, ci sta sicuramente, ma la cosa principale che oggi ci sta è il gruppo che sta dando una bella soddisfazione. Quella è la prima cosa, che se non c'è il gruppo, lo sappiamo, la squadra non va. Assolutamente, quello che è mancato l'anno scorso, ma quest'anno finalmente siamo riusciti a ritrovare questo gruppo. Nome? Domenico. Domenico, chiedo a te, è un po' il tema del giorno, manca poco alle formazioni ufficiali. Diciamo che dalle ultime notizie che ci arrivano, Anghissa dovrebbe giocare. Bene. Voi lo fareste giocare? Certo. Per forza. Per forza? Si fa giocare? Sostituto chi potrebbe essere? Lo Billingham. so. Anche perché nel momento dove sei in emergenza sugli esterni, in attacco ti manca Neres, io penso che almeno il centrocampo titolare ti serva come il pane. Spinazzola recuperato. Spinazzola Almeno questo. Anche Olivera sta in panchina, Olivera quindi in panchina, diciamo che dei due Spinazzola sta un pochino meglio, diciamo più pronto a giocare, anche perché Olivera arrivava da un infortunio un po' più difficile da recuperare. io credo che ce la facciamo sicuramente, perché non possiamo vedere l'Inter lì sopra. Un pronostico vi chiedo troppo? Un po' lo un diciamo, pronostico, dai. Il incrociamo le dita, dai, perché porta sfiga, dai. Fare il risultato prima. No, non mi pronuncio. Non ci pronunciamo? Vinciamo, punto. Vinciamo, punto. Ragazzi, se vi va, nel post partita ci ritroviamo qui e la commentiamo insieme. Grazie mille. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie E niente, mille. vorrei dire solo una cosa, vorrei fare un bocca al lupo a mio fratello, al più presto è possibile ritornare in campo, più forte di prima. Grazie mille Antonio, grazie ragazzi. Ciao. Grazie.